Inoc signo vinces, cronache e memorie dell'Ardia di San Costantino a Sedilo, esti su titolo del suo ultimo libro di Maurizio Pretta, intregao, come narra su titolo a Savvesta, che Vomedas esti Savvesta più bella de Dottusa Sardegna. Intanti come nasce questa idea di fare questo libro? Tanto, l'idea di fare questo libro è nasce 2 anni fa. Mi ha posto sensillo in sua riga l'amico desolo Francesco Pintore, giornalista del Unione Sarda, grande appassionato di Sardia, di fare una sorta di antologia storica con i iscritti su del Unione Sarda. Da questo periodo va lavorando un'altra ricerca che fa uno studio appunto della storia della famiglia Gramsci in suo periodo che hanno vivuto in Sorgono. E tanto però, facendo questa ricerca in tutti i bobini dell'Unione Sarda e della Nuova Sardegna e di altre imprese del suo periodo, mi sono agattato a agattare articoli su ci fanno questa cronaca di Sardia anno per anno. E tanto poi cominciavo a rispondere a una volta, sempre con questa speranza, una di fare un lavoro a Pizza Sardia. All'inizio però fu bello, fu materiale di molto meta, però non fu da medesimo. Tanto come ho accabato sul lavoro a Pizza Gramsci, mi sono dedicato a approfondire questa ricerca praticamente. E su che intervessivo a Foras esti una antologia de scrittos non fetti de giornalismo, ma vinas de letteratura, con autori che non funti vetti sardos o italianos, ma anintro due funti vinas autori strangi. Si parte di su 1892, poi il rebai tempo nostro. Dunque, in questo libro, due punti isi potremmo reso conto di un secolo di festa. Fonti è stato un viaggio in sa memoria praticamente, incomincia da sul 1892 fino sul 1994 e andata da prima si è avviata cronaca pittiesa. Poi con l'arrivo del 200 praticamente ha incominciato a entrare in questa curiosità di dei viaggiatori dell'estero. Uno di questi via da un inglese che era piantato in America, Crowell Fletch, ci vuoi saldo Santa Connuto tramite Max Leopoldo Wagner, che ha descritto praticamente a sa stampa isolana, mirai che avessi questo libro interessante, poi da tutta questa Sardegna, però poi da Vincenza dessa festa di Sant'Antino in Sedilo, che forse è stato prima esterno, un house, esterno che non tiene su filtro di natura magari abitudinaria, finché tanto questa corrispondenza è arrivata da gente di Sedilo oppure da gente di Ghilarza e di Vidas appresso. E questo percorso poi si snota da Nausu fino agli anni 60, quando incomincia da Sardia a diventare magari non è più subia come folklore, però è studiata questa scienza delle scienze umane, come la sociologia, l'antropologia. In tutti i casi con i difetti, finché cosa all'impulso ci può attendere. L'originalità è che qualsiasi testo già poi riportato in questo libro non è stato modificato e quindi è un po' su termometro a misura del suo tempo da cada anno praticamente. Un flici scritti proprio di un secolo a Oi de Sardia e funta a parer mio tra le pagine di scontos più belli su Fattor de Sardia, poi a parte la corsa su chi succede in Sagorti, su Sesi e su Setti de Triulas, non si fa da comprendere che due vude in giro de Sardia, conta da disamparaus che andanta a Sedilo può domandare una grazia a Sant'Antino e chi ne domanda io da l'elemosina e annemus un'ara da Gordon Fletch mancata in cui Sardisi un occo dei due pani. Questo fa da comprendere che avuto questa Sardegna tanto che fino a suo proprio in Sadia e Vesta tenia da sono manco su tanti posi passai sa giornata. No, è verità poi come hanno detto che poi questo Vince in suo libro,
qualsiasi persona de Sidilo cioè, ci tiene a me da tenere ospiti di qualsiasi estrazione sociale, di tutta Sisula praticamente, nel Savesta. Infatti su dice una che non tiene gente prosantantine, no, chi non tenemos prosantantine nemmos est. Quindi da non pago questa misura de commenta ragionata dando e ragionata come pure in Sidilo. Come magari sa veste scambiata che non da più su sa povertà di prima, sa gente forse ne deve finire brigungia come a pedire sa carità. Però in suo tempo passato fa diverso. De Vlic mi sta parlata impressa questa descrizione che hanno in bocca da Sagresia, intende su frago de su suore, de sa gera desistearica, de su fumo de desistearica, che Deus andassero passati in Provenza, a sa festa di San Maria della Mer, stava trona gitana del Mediterraneo praticamente, e ha pagato la stessa situazione probabilmente, ma da ricordare un po' questa descrizione di Vlic in Sidilo. E per tornare su conto di Masanau è che prima su dritto del suo Camposanto, fino a Sagalada, tanto via da un'andaledda, cioè arrivata a Sagresia, fino da preno de mendicante, secondo me, si era tanto, ci vediamo a limusina e fianta come tenere stuzzicante a vincere questa persona. Qualsiasi persona ci passata praticamente via da una domanda a un aiuto in dinari, ne pruso ne manco. Però in questa questa gente via da come tenere decoro uno, vince poi andata po' promessa per tenere per ringraziamento in confronto di Susanto, e quindi via da forse un modo vince di livellare, cioè non esiste da né povero né ricco in questo momento. E questo conto che hai esposto tu in suo libro di essere da fuori se finisce questa cosa. Santo Antino poi sardos esti uno santo de Alabai, che è uno santo guerradore. Noi in Sardegna Alabau si santo guerradore, da Sant'Efisi a Santo Antino. Cadenesu che c'è una tradizione non nostra, magari sempre importata, cavalleresca, no? Si conta da Cansardia corrente prima, finché soldati in divisa, sgargiante tipo del 800. E quindi si nada poi vince che comunque per me poi non funziona a Cullio, però è una revocazione a fine di una battaglia, la battaglia di Ponte Milvio da Costantino contro Massenzio, e quindi questa caratteristica è sempre presente in tutte le descrizioni Gramsci pure, quando via da carcerato, è scritto a San Mamma e si è precontata, ci corriano ancora Sardia in Sedilo e c'è dinanzi sempre questa bandiera con i quattro moros, che pure poi in periodo del suo primo fascismo, un bene di come tenere, un periodo a modo di polemica contro il lusso, è stato come tenere uno rievocare vinse sa bocata dei Saracenos, dei Moros, che hanno sempre infestato le coste della Sardegna vinse sa 800 praticamente. Sono pago una vittoria, ecco, un permanente del suo cristianesimo contro le forze devoras, che sia da Massenzio poi o ci sia da uno virata arabesco, che poi si torna a fare vinse sa leggenda della fondazione della Chiesa di Sidilo, questa leggenda bocata dai padri bresciani, ci ha fatto conoscere, cioè, questa leggenda che ci narrata che questo uomo di Scano Monteferro è stato sequestrato in torna da Sedilo e di Vedi Sagresia. In questa antologia due punti pariccius romanzieri, intellettuali sardos, come Camboso, due punti poetas come Montanaro, due punti altri autori che
anti contau Sardia, come ti fornendo due, in tempus differenti. Da tutto questo gica che hai fatto, duesti un elemento che torna in totus e poi ti faccio un'altra domanda, po' sciri e calesti su conto che date spanta a Brus. Tanto, se l'elemento ci torna sempre stessa spettacolarità di Sardia, di sa corsa. S'altro sa parte religiosa, quindi sa vedi in su santo, ci poi possa cresia ufficiali, santo non est. E questa è una cosa che ci torna frequentemente in quasi tutti gli articoli. Fino a che questa cosa, uno dei autori di questa antologia, Monsignor Spada, ha dimostrato che questo su culto di Santo Antino è legittimo, a parte la Grecia orientale che dupone dei tra i quattro santi più importanti, ma fino a la Grecia occidentali, Santa Romana Chiesa, il culto di Costantino è un culto legittimo, come ha dimostrato Don Spada, che ha fatto una pregunta proprio sul Vaticano di ha tornato una risposta, andando che questo non fate un culto locale importante, ma voi di incoraggiare. Fiada da incoraggiare, ma vinci poi non fiada nostre specifiche da Isalda, è un culto che ci esiste tuttora in Sicilia, in Puglia, in Calabria, e quindi magari non tiene ufficialità, sa Grecia da sempre che stiamo in effetti devoras, però soprattutto in sesidi, mandando sempre che qualcuno mussennore, che qualcuno vara, comunque a bere cioè ci non fi affetti una cosa di pagania, ma ci vede una cosa effettivamente religiosa. Però per questo che mi riguarda, l'importanza di Costantino è comunque oltre a fondamento che poi si discute in meta, tutto si discute, in campo suburo di nada, e stessa fine una furberia di esso. Però poi ha liberalizzato su culto del Deus in tutto in suo cristianesimo e non è cosa deve un polto, in suo senso che succede una cosa simile infatti in India, sa tolleranza in suo culto di un altro, cosa che poi però sapere di un'altra questione, non è tuttora a Dio e non è scontata. E questo ha posto un intervento di Emma Bonino a sinizio proprio riconosciuta questo ruolo che ha tenuto Costantino dal punto di vista sociale e umano di questo. Tornando a questo che mi ha precontato, questo ci mi sta parlando proprio di spanto è sogo del continentale, da un giornalista piemontese. Ci abbiamo da Sardia proprio sa corsa dei squadri, su commenta un film western, fa questa introduzione proprio a inizi anni 50 che hanno cominciato a cambiare questo ambiente di Sardia. Oltre ai... Quando va in Sarco. Sì, ma non fettivo questo, tanto prima la gente andava con i suoi costumi da sua, una larga di riconoscimento. Dopo la guerra cambia da questo puro. La gente comincia durante il fascismo, però cambia ancora. E cambia da poi comincia a rubare camion, corrieras, macchine. E tanto vari cavalieri di Sant'Antino diventano motociclisti e si scommente a Marlon Brando, fonti foedoso del suo giornalista. Tanto prima doveva su circo, i barraccas, acrobata, eccetera, come hanno cominciato a arrivare questo autoscontro. E su periodo forse si deve il cambiamento l'estero su Asia. Castiendo sconto dei Savini del 800, cursus appunto della prima guerra mondiale, poi della seconda guerra mondiale, vorrei a sa rinascita sarda, fino al tempo di oggi, su in dieci da fuori la Sardia è scambiata in anni. Non è vero che come tenante a me
ardia immutabile, festa sempre uguale, noi staici. Sarda è scambiata, sono cambiate a metà cose, e mo si partiti da su Frontichedo, prima si partiva da de Solia, prima negli anni 80 capitava da in Sardia andando tutto vestito con da maniera, con maglietta, in mo invece si andava tutto a camisa bianca, con pantaloni di velluto, tutto eleganti. Si scomprende che in mo, conforme agli anni 60 e 70, che è una manifestazione religiosa, però vanno in mezzo a cose che vanno cambiate. Questo libro dimostra e donata chiaro Sardia in questi anni sono stati a mai uguali. Assolutamente, è scambiata come te cambia sul mondo, come te cambia uomini, come te cambia da qualsiasi cosa, è praticamente inevitabile. La differenza rispetto agli anni 60 di Como è che prima magari ti abbia come una cosa di folklore, in suo senso prulleggio di sudirmi probabilmente, poi è stata recuperata dagli anni 80 a Como, ma poi ho un'intervista del 82 se non sbaglio, che su giornalista pregunta da Cavalieri si dinanta, ma poi ti currisi? E su risponde non curri su i turisti, curri su Santo, e poi magari non fu verità, però se dovete fare bella figura, poi due cini ci crede, cini non ci crede, in questo ci fate, cini curri Posso Santo o po' valentia, però non cambia da Savini, tanto tu non sei valutato in sedi, non sei valutato in suo vita, ma sei valutato come te currisi. Quindi però questo cambiamento come è immenso, che nonostante tutte le polemiche su questa sicurezza, adesso sempre sapevo che Sarda non può essere paragonata a su Valio di Siena a un'altra gara sportiva, è un'altra cosa, e fizzacando l'istituzione se non ti comprendere questo, se non ti arrivare mai a dare una via del mese può gestire tutta questa colza dal suo punto di vista della sicurezza. Però ci ne currissalle a dici di andare incontro. Poi i sedilesi in questo anno hanno dimostrato che chi dovesse alcuna cosa da correggere, riusciti a fare su tutto, è capitato che andate queste protezioni in sarco, è capitato che andate domandava altre cose, ma quando succede di chi arriva da una ministra come è capitato in su 2010 o arriva da qualcuno che manca non ha mai di usare, non ci dei testi e oli di fare regole, poi una idea che scende come chi dire questa festa è data a mostrare in tutto questo anno, stando su sedi di su chi è su sedi fino a altro anno. Ma certo, ma storicamente gli incidenti sono sempre capitati, però dopo ne si conto. È importante credo ci sia da come Tesano 2 lasciare, cioè su strage cucina si siamo sempre in domo, poi te in sede lo dici come te fare cose. E quando sale è scambiata, tornando a sale prima, è scambiata che tanta cambiata in sedilo e non una mano angena praticamente. Quindi in questo libro si vede tutto questo cambiamento, tutto, ma vince sul recupero di questo assumanco da cercare di recuperare su significato, poi comunque a Savini non si pone di accoglio il suo significato, le sue origini, ci si stanno usando un regolo turritano come tenere a Sangius, però non dovete parlare di questo libro. Però questo libro, come da presentazione a Castello che in sedilo, serve una cosa, ad aprire un ulteriore dibattito a pezzo di cosa ci sarà a noi, questa Savini Sattovio, Assemblea del popolo sardo. Sattovio dei Saldos. E Marcello Serra narraia pure, e adesso rigusta s'adatta su sesi de Riula, poi festa e sa di essere Sardegna, secondo me della regione. Mauri, lui andas a sedilo da parecchi anni, hai scritto questo libro, fare questo libro ha esposto un montone di lavoro, ma una cosa ci si fa di vetti che uno ha questa passione con questa festa, e come ti fai di uno strangio, ti domando che ti è mai capitato questa propria cosa, però voglio che tu spieghi ai ascoltatori come ti fai di uno strangio a entrare in una festa e a si appassionare a questa festa? Tanto. Per due motivi, ma questo ci mi riguarda, nel senso che adesso sono sempre stato appassionato di storia, di tradizione, di musica,
di tutta questa Sardegna, ma vinse sul Mediterraneo in generale. E poi dentro questa fortuna di conoscere meta sedeleso in Castello, che di una maniera o dell'altra Sardia ne stupa da fuori. Quindi questa curiosità mi ha spinto e gusto, questa passione ha fatto sul resto praticamente, mi è venuto quasi in automatico. All'inizio pareva un macchini, no? Poi da voi questo lavoro nasce prima come un reading, ci ha fatto sanno passato sia in Castello in sede con il amico e attore Giacomo Casti. All'inizio la gente via da finta di un pago di strada, magari, poi quando a comprendo che questo ci narraiausu fia da una cosa di valore comunque, tanto senza seguire con attenzione. Stamattina queste cose capita con suo libro, da quando sono passato a frequentare un amico, dopo su fare questa lettura, tanto da fare in sul locale in Castello, non si delesu, amico Lino Spada, e mi ha risposto subito con entusiasmo, però mancare di sempre questa titubanza, volevo uscire da est. E poi un'altra gente abbia commentato sul modo puro di lavorare, comunque su umiltà di puro, poi c'è di umiltà di puro, e a contare questa cosa come in testa, senza inventare nulla. Savini Gramsci narrata che questa verità è sempre rivoluzionaria. E questo puro è per me, insomma, per il modo di lavorare, è una linea che non ne posso fare manco, insomma. Poi entrare in sede non è facile, però una volta che si è entrato, tu dici meglio da me, commenti uno dei sus, e quindi sei sempre ben accettato e ben ospitato. E su chi conta a fare comprendere a isi strangi, a chi ancora non conosce questa festa, che andai vetti su sesi o su sette a castigare sa corsa, sì, è una cosa bella, ma non si comprende e i testi sardi che non si vive di Sardia prima e dopo sa corsa e da due sta in giro che le vunti spattimento che le vunti gozo so questa Sardia esti gozo e pattimento e questo sono me da non riuscire. Assolutamente, dopo scritto in questa introduzione, credo che Sardia da sentiti veramente, ma non in coro o in conca, proprio in Stoccolma, ce ne nasce un sidilo. E da poter comprendere veramente ce ne nasce un sidilo. Poi si può descrivere, questo c'è leso, potete fuori dare, canto non leso, però su sentito, vero, lo intendentissimo e non si può spiegare. E si intende di all'intro e sa corti quando il squadro rompita sul fronticheddo e si secondo prima di muovere in sa corte si intende tanto e tolenai ardia. Assolutamente, quest'anno ho avuto questa fortuna di bere proprio a entrata del Sarco, tende tutta questa gente in pala, pare che aveva solo da questa e non si tremeva da una voce praticamente, quindi è stato bello, diverso. Pare da un deserto, finché non fu partito, intende tutto su questa gente, ci parla da spantata. E questo è un altro che ci narra elemento della modernità di Sardia, poi come è innegabile, è diventato un fenomeno turistico da massa, ben di ogni nazione, a vedere questa ci non è una semplice corsa. Però capita una cosa, confronto a altre manifestazioni e altre feste sardas, Sardia non tiene bisogno di pubblicità, cioè se la gente rompe da sedilo, mancai non bianta uno spot in televisione o leggianta un articolo sui giornali, cioè a Sardia, quando due Sardia, sa gente è ribada ogni anno, che sia de lunedì, de martedì, de domenica, de sabato, questo per me è una festa a sagale non si può mancare. Questa è verità assoluta. E poi a differenza di altre feste, come per Santa Efesa in Castello, sul Redentore in Nuro, sa Sartiglia d'Oristani, non tiene questa presenza di gente in costumi, ad esempio. Quindi questa folclorizzazione non esiste per fortuna. Questa è la festa dei pastori, è una festa pastorale, genuina. Assolutamente, ma finché poi è stato un periodo, tornato su conte prima degli anni 50, doveva sul rischio, come fu arrivata queste telecamere,
in prima spandela, sa prima, esatto, il due si scorta spuro, andato a magari sa berritta, su groppetto, su ciuppone, su groppetto dei suoi costumi, e quindi da un usedimento, quasi uno strizzare l'occhio, mentre si nada in italiano, a suo pubblico, a delle camere. Poi, per fortuna, questo non succede, tuttora se gente anda a Sarda commenta bestia su ogni dì. Poi, continuano ad essere sturrones, la carappina è tornata da moda, quindi mancano certe cose di prima, però sono state scambiate con il tempo della modernità. Prima da giocattolo dell'inna, bambola alla vezza, come da sulla plastica, però l'ambiente è sempre questo. Ti faccio un'ultima domanda. A posto di aver scritto questo libro, di aver conosciuto la veste, di aver conosciuto i sedilesos, manda un'imposta. Noi narrauso ai ascoltatori di leggere questo libro che di bali sapena. Ma tu manda un'imposta a chi ancora non conosce Sardia, pochi s'avvesta, intridi in tutto il domus della Sardegna e tengiat ancora aspetto ONU per il tempo benedore. Tanto, su consiglio ciao sempre, è semplicemente uno. Finché poi commenta voi da un amico, ci non fate ha scritto questo libro, ma te non si usa di lì, questo è sul limite spesso del suo saldo, che ci non è cosa da sapore da sua, non da traire. Su consiglio mestre a leggere questo libro proprio per comprendere come una vesta di una idda, ci dando conto da 2000 abitanti, si è riuscita a muovere un'isola intera praticamente, a carovana intera, da Sassari o da Dracas Campidanese, o da Sogliastra che è ancora preso il lagro, non fede in pulto. E questa è un'occasione per comprendere come state a Bivia in suo tempo, decine da partecipare da spettatore e decine da fatto dei cavalieri o dei milimaneres. Non fu da Vetesidilo, è una ventana di tutta l'isola praticamente. Potete ormai a acabare questa intervista, Cassardia e Risero, oggi e in suo tempo benedore, ad essere sempre sa festa di tutto i sardi. Assolutamente d'accordo.